Ciao a tutti amici di Io Compro Siciliano e benvenuti ad una nuova puntata di Io Compro Siciliano Chef. Benvenuti nella mia cucina e benvenuti a tutti i 209.000 membri del nostro gruppo. Grazie per seguirci così in tanti. Grazie perché mi date tanto affetto, mi state incoraggiando, mi state mandando tanti messaggi, mi scrivete in ogni modo possibile e immaginabile. Io non posso che essere felice di questa cosa perché non sono una chef stellata, ma sono una cuoca come tanti di voi a casa e come tutti quelli che sto vedendo che ogni giorno condividete le vostre ricette, i vostri piatti e fate benissimo perché poi alla fine bisogna stare connessi. Noi siciliani, come anche gli amici che stanno in Italia e all'estero, stanno in Italia e all'estero come se fossero in un altro mondo, ma obiettivamente noi siamo in un'isola bellissima e meravigliosa, quindi anche loro hanno bisogno di stare connessi con noi. Ringrazio veramente tutti quanti perché il vostro affetto è tantissimo. Vi volevo raccontare una cosa da ridere che mi è successa in questi giorni, che mi era successa tanti anni fa, ma oggi veramente ripensandoci mi ha fatto ridere. Ho capito il fascino della divisa. Delle mie amiche, per fortuna donne, mi hanno telefonato e mi hanno detto: Alessia, ma che sei bella! Certo, vederti tutta vestita è un'altra cosa. Immaginate la mia faccia, vedermi tutta vestita. Ma cosa intendete? Scusate, ma perché normalmente che mi vedete tutta nuda? No, nel senso così, tutta con la divisa da chef, il cappello, sembri veramente una chef professionale. Quindi grazie. La prossima volta che dovessimo incontrarci per strada, per favore, non dite che bella tutta vestita, perché altrimenti la gente che può pensare che mi vedete in modi strani, quindi tutta vestita in bella divisa. Ringrazio la mia amica Rita Curcio per avermi cucito questa divisa addosso. Un altro segreto è quello che il cappello sono a casa mia, quindi potrei anche non avercelo, ma ho la ricrescita dei capelli come tutte voi, quindi stiamo incrociando le dita per poter ritornare alla nostra vita di tutti i giorni e tornare finalmente a farci belle. Quindi adesso, chiusa questa parentesi di introduzione, volevo portarvi nel mio mondo. Il mio mondo è enogastronomico. Stamattina volevo proporvi una ricetta a base di pesce, che è un po' la mia comfort zone. Voi sapete che io sono figlia di pescivendolo, che ho fatto anche io la pescivendola per molti anni, quindi ho mangiato sempre solo pesce in vita mia e per questo vieni, avvicinati, per questo sono così bella e intelligente. E quindi adesso andiamo a fare una ricetta con il pesce povero che tutti nel passato trovavano e che cucinavano e che si inventavano anche dei modi diversi per poter godere sedendosi a tavola spendendo veramente pochissimo. La ricetta di oggi sono le sarde a beccafico, però nella versione catanese. La versione catanese è diversa da quella palermitana perché in quella palermitana i pesci vengono arrotolati come se fossero degli involtini con la codina all'insù perché devono richiamare l'uccellino beccafico che ha dato nome alla ricetta. Mentre nella versione catanese le sarde beccafico vengono fatte a panino. Io in inglese per spiegare questa ricetta dico che noi facciamo un sandwich con due pesci e con un ripieno dentro che ci dà una sorpresa, perché se tu non sai cosa c'è nel pesce, quando vai a mangiare questo pesciolino fritto riesci a trovare una bella sorpresa. Io vi faccio vedere gli ingredienti e poi faccio entrare un mio carissimo amico a tenermi compagnia che mi aiuterà a spiegarvi i vari passaggi della ricetta, ma più che aiuterà mi darà la consulenza sulla ricetta catanese, perché sappiamo tutti che c'è diversità per ogni città dove ci troviamo della versione della ricetta, quindi lui mi darà le dritte per realizzare la versione catanese in diretta con voi. Allora, io stamattina
non ho trovato le sarde, ma ho trovato i masculini. Ho già pulito dei masculini e ne ho lasciato alcuni per farvi vedere appunto che non sono sarde, ma che sono alici, masculini per noi siciliani, alici per insomma tutti coloro che non stanno nella nostra isola. Ho già formato le coppie perché devo avere due pesci per formare un pesce soltanto, e poi con i pescetti che non riuscite a pulire bene o che si sono spezzati, io li ho messi qui. Damiano, se li riprendi, vedete questa è tipo una polpetta che noi poi possiamo comporre appunto o come tortino o come polpetta da poter comunque consumare senza problemi, o la possiamo utilizzare anche per la pasta con le sarde alla palermitana. Poi gli ingredienti per le sarde a beccafico alla catanese sono abbastanza semplici. Abbiamo bisogno del prezzemolo che stamattina ho raccolto nel mio orto, poi abbiamo bisogno delle uova bianche, abbiamo bisogno del pangrattato, del pecorino, abbiamo bisogno anche del sale, dell'aceto e dell'olio di oliva. Poi abbiamo bisogno di uva passa e mandorle. Questo perché in ogni ricetta, che sia in agrodolce come appunto le sarde a beccafico, noi abbiamo bisogno di ingredienti sia dolci che salati e croccanti, soprattutto perché, come dicono i grandi chef, con gli ingredienti croccanti il nostro cervello comincia a registrare tutti gli odori e tutti i sapori. Io prego la regia di fare entrare nella mia cucina Vincenzo Torrisi, che ha una bellissima pagina Facebook che si chiama Ricette Siciliane, e poi di mandare in onda anche la ricetta, in modo tale che i nostri amici possano cominciare a segnarla, ma io come sempre la manderò nella pagina in modo tale che tutti poi con calma potrete vederla. Non vedo Vincenzo, mi fate segnale se è dentro. Ciao Vincenzo, come stai? Ciao, tutto bene? Tu come stai? Bene, grazie, benvenuto nella mia cucina. Bene, bene, grazie per avermi invitato. No, Allora, sono felicissima di averlo fatto. Io ti vedo in verticale. C'è un problema provo forse con la posizione della telecamera? adesso, forse. Aspetta, perché qua ok, penso che sei tornato come dovevi essere. Certo, il tuo look rispetto all'ultima volta che ci hai preparato l'arancino catanese è un po' diverso. Anche tu stai aspettando l'apertura del barbiere per farti bello. È decisamente più che altro per tagliare un po' la barba, perché è cresciuta nelle ultime settimane. E certo, ci siamo visti circa un mese e mezzo fa, Certo, quindi dalla sei regia mi dicono di stato. tornare come prima, quindi vediamo un po' che succede. Ma guarda, per tornare come prima, diciamo, dovremmo metterci a dieta adesso per altri 3 mesi, dovremmo cominciare a correre, quindi abbiamo un po' da fare. Senti Vincenzo, io oggi ti ho voluto invitare come mio consulente sulla ricetta catanese. Ok. Puoi aiutarmi in questo? Certo, certo. Come iniziamo? Ho già visto che hai elencato gli ingredienti. Sì, sì, io ho elencato gli ingredienti che sono quelli che bene o male tutti abbiamo in casa, e quindi questa è una ricetta meravigliosa da poter fare. Io adesso il primo step che farò è quello di mettere l'aceto sulle alici, perché io stamattina ho trovato le alici e non le sarde, quindi metterò Mhm. un po' le alici sotto aceto bianco. Ok. Io volevo raccontare un attimo la storia di questo piatto, se Sì, tu nel dimmi frattempo. Vincenzo. Perché questo piatto, come tu ben sai, è un piatto che ha origini lontane. Soprattutto è un piatto diffusissimo nella nostra regione. Cioè, quasi in ogni città, come tu hai detto bene prima, ci sono delle varianti. Quindi nel palermitano viene fatta arrotolata, nel messinese aggiungono i capperi, mentre a Catania aggiungiamo l'uvetta e i pinoli. E la Stavo per facciamo rompere soprattutto a un uovo. sandwich. Mm-mm.
In questo momento tu cosa stai facendo? Stai pestando o Allora, stai io sto tritando? aggiungendo nel mio tagliere i primi ingredienti, perché Sì. come ho spiegato già nella scorsa ricetta, il mio secondo marito, è qui che fa le riprese per me, o il primo, è il mio frullatore ad immersione, è il mio frullino con tanti piccoli oggettini. Però dato che siamo qui in diretta e potrebbe creare dei rumori Rumori? fastidiosi, preferisco non usarlo. Però voi amiche a casa, amici a casa, se avete un frullino, un mini primer, potete mettere tutti gli ingredienti dentro e poterli mescolare. Io adesso userò un coltello per poter creare la farcia che per essere fatta abbiamo bisogno di pinoli, di uva passa, di prezzemolo, di aglio. Io oggi sto sostituendo ai pinoli le mandorle perché non avevo i pinoli in casa, ma avevo le mandorle del mio albero. Ho aggiunto dell'uva passa, adesso Mhm. aggiungo proprio un odore di aglio, perché Sì, ormai tutti sanno che io non digerisco bene l'aglio e siccome poi quelle che faccio me le devo mangiare, vi certo. devo dare la prova che ho cucinato bene, quindi ho bisogno di cucinarle seguendo anche i miei gusti. E poi Eh, andrò a mescolare questi odori con sì. del pangrattato. La ricetta originale è del pane raffermo. Tu cosa ne pensi sul pane raffermo o pangrattato? Vincenzo forse non mi sente più. La ricetta originale delle sarde a beccafico alla catanese contempla nel ripieno l'utilizzo di pane raffermo bagnato. Io a dirvi la verità, in questo periodo di pane raffermo a casa ne ho pochissimo perché sto producendo da io stessa il pane a casa, quindi non ho molto pane raffermo perché quello che faccio lo mangiamo L'ho tutti. mangiata. Vincenzo, ti avevo perso. Sì, sì, si era scollegato, ma adesso sono riuscito a rimettere la E connessione. allora stavo parlando sul pane raffermo. Tu per fare Sì, le sarde a beccafico alla catanese usi il pane raffermo o preferisci sempre usare del pangrattato? no, no, il pangrattato. Il Il pangrattato pangrattato. con... Sì, sì, Io sì. come te produco il pane a casa e in questo periodo mi sto divertendo a fare pane in casa, quindi, ma come tantissimi altri amici, perciò di pane raffermo ne ho pochissimo. Anch'io. Quindi anche io oggi utilizzerò il pangrattato. Io adesso sposto tutti gli odori Vediamo, non nella, vediamo? Non riusciamo a vedere? Ecco, adesso sì. sposto Quello tutti che gli stai odori facendo. nella mia ciotolina e vado ad aggiungere del pecorino, Cioè, come da ricetta originale. nel catanese è Sì, importantissimo, in quasi tutte le ricette, dal pesce alla carne, viene utilizzato. Speziato con il pepe nero, con il pepe nero, sì. rigorosamente. Poi vado ad aggiungere del pangrattato e questa Quindi stai con... diciamo è la farcia che noi Ok. andiamo a preparare per le nostre beccafico. Adesso Perché... mancano il sale e dell'olio e dell'uovo che Sì. dobbiamo utilizzare come collante per i nostri sandwich, quindi per i nostri due pescetti che andranno ad essere incollati Stavo... insieme grazie all'uovo. Sì, Io stavo adesso raccontando prima... ho... Mi senti? Sì, sì, ti Alessio? sento. Dicevo prima, Dimmi. stavo raccontando la storia, come nasce questo piatto, da dove si origina. Si origina semplicemente da una tradizione che era più nobiliare. Quindi i Sì, nobili che avevano la possibilità di poter mangiare la cacciagione, in questo periodo, cioè magari tra qualche mese, quando i fichi erano pronti, cosa succedeva? C'erano degli uccellini, il beccafico, che andava a nutrirsi di questi frutti e venivano catturati. E venivano i cuochi delle famiglie nobili, riuscivano in pratica a cucinarli e farcirli con le loro interiore.
I contadini che vivevano presso la corte non avevano la possibilità di mangiare questa cacciagione, e quindi cosa si inventarono? Ovviamente il pesce ai tempi era, al contrario, era un bene più per i poveri, soprattutto le sarde, ecco perché l'utilizzo delle sarde e delle alici. Perché come hai detto tu prima, cioè, si utilizza la sarda, ma tendenzialmente si possono utilizzare le alici. E Sì. quindi l'utilizzo della farcia va a richiamare le interiora dell'uccellino che veniva utilizzato come piatto. Quindi per Io in questo viene questo farcito. momento, Vincenzo, scusami se ti Sì, disturbo, altrimenti i nostri amici certo. perdono un attimo gli step. Sto mettendo ad asciugare dall'aceto i nostri pesci. Questo perché io già ho pulito e deliscato i pesci per poterli utilizzare e li ho messi sotto aceto. Quindi adesso sono diventati bianchi. Se Damiano riesce a riprendermi Ma il l'aceto pesce, sono rosso o diventati bianco? bianchi. Quindi io preferisco toglierli già dall'aceto, altrimenti poi, dato che già stiamo usando delle alice e non le sarde, avremo un sapore di aceto troppo forte. Quindi adesso sto andando ad asciugare i pesci e poi li metterò dentro l'uovo. Ecco qua, ho creato già le coppie, così da poter poi utilizzare i pesci tranquillamente. Qui potete vedere che ci sono dei pesci che mentre io andavo a pulirli si sono Si rotti, sono quindi spezzettati. diciamo per creare i nostri sandwich non sono buoni. E allora poi questi, quando avrò finito di imbottire i miei pescetti, andrò a mescolarli con il ripieno che mi è avanzato e li andrò a friggere come polpetto, oppure potete creare dei piccoli hamburger o delle palline poi da offrire ai vostri amici durante le vostre cene o i vostri pranzi. Dovete sapere che io ho molti amici che mi chiedono spesso di preparare le alici Sarda a becca. beccafico. Sì, perché sai, io questa versione alla catanese oggi è la prima volta che la sto facendo, Ah, perché molti miei studenti durante le lezioni di cucina lo sanno. Io preferisco la versione quella con le arance. Diciamo, mi sono un po' inventata una versione di ripieno che è a metà tra quella palermitana e quella catanese. Tanto io sono a Siracusa, capito? Non mi vede quindi, nessuno, posso stare lì nascosta nella mia scuola di cucina e cucinare quello che mi piace. Anche perché poi adesso va bene, siamo in lockdown, adesso sta finendo per fortuna, però i resti delle lezioni di cucina, io che faccio? Li butto? Me li devo assolutissimamente portare a no. casa e me li devo mangiare e quindi devo cucinare nel modo in cui piace a me, perché poi devo Certo. mangiarmeli io, giusto? Quindi adesso io qui ho messo ad asciugare i pesci e adesso vado a rompere le uova. Come faccio spesso e rompo anche qualche altra volta per chi mi conosce, sono una Adesso abbastanza la maestria sarà nel comporlo questo nel sandwich. comporlo. E già mi stai Sì. mettendo un po' l'ansia, non mi mettere l'ansia da prestazione addosso. Come vedete queste uova hanno un tuorlo giallo giallo, sono delle mie galline, quindi Quindi galline felici. galline felici, come quelle tue, vero Vincenzo? Perché anche tu fai l'orto, anche tu hai le Sì, galline sì, 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 felici sì. a casa. Già, adesso con l'orto siamo a buon punto, per Ho fortuna. visto che ultimamente già ti sei fatto anche la pasta con i taddi. Sì, i primi. Ho visto. Sì, 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 sì. Ti tengo d'occhio, non ti Brava, preoccupare. brava. Allora, io Anche le adesso zucchine. devo aggiungere l'uovo al nostro ripieno. Io vi consiglio di rompere le uova in un piatto, di sbatterle utilizzando una forchetta e poi di mischiare il ripieno con una forchetta e aggiungere l'uovo che serve, perché a noi non serve un ripieno né troppo liquido né troppo denso, perché altrimenti poi i pesci non si appiccicheranno bene. Confermi, Vincenzo? Sì, 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 sì. Io mentre ti guardo ricordo Sì. i movimenti di mia nonna.
quando facevo questi pesci, quindi è Non so se mi una devo bella offendere emozione. che ti ricordo la nonna, Vincenzo, oppure essere No, no, io ho onorata parlato del dei fatto... movimenti. Io ho Ah, parlato ecco, i dei movimenti, movimenti. va bene. Mi era Sono sfuggita stato questa specifico. parola dei movimenti. E soprattutto la gioia nel mangiare questi pesci caldi, una volta fritti, È vero. e, e il sapore un po' acido dell'aceto che si incontra con l'uvetta, il pinolo, il pangrattato, quindi è veramente un piatto veramente, veramente buono. Ma diciamo che questi pesci sono buonissimi sia mangiati freddi che mangiati anche Sì, sì, caldi. Hanno la particolarità perché di solito il però pesce è buono mangiato caldo, conferma che, però per conferma che quando chi... si cucina una roba simile, qualcuno si deve Sì, mangiare per forza caldo, mentre friggi, non è hai possibile. ragione, hai ragione. Quindi, Infatti è il segreto del successo delle nostre ricette. Adesso noi possiamo procedere alla preparazione dei nostri pesci. Ci sono più scuole di pensiero sulla panatura dei sì, pesci, quindi quella di farina e pane. cominciare a comporre il nostro pesce, poi panarlo in un miscuglio di pangrattato e farina o di solo pangrattato. Questa è anche una ricetta che, se viene utilizzato un pangrattato gluten free, è buonissimo anche per tutti quanti, quindi potete utilizzare un pangrattato a base di mais. Io opto per il pangrattato senza l'aggiunta della farina, però se a voi piace io sto utilizzando una farina Maiorca di tipo 1 del mulino Angelica di Modica, quindi eventualmente voi potete anche mischiarla per avere una panura un po' più consistente. Allora andiamo a comporre i nostri pesci. Prego Damiano di fare dei bei primi piani. Allora prendo un pesce, prendo Sì, del ripieno e lo metto dentro. Non moltissimo, perché vi ricordo che dentro il ripieno c'è l'uovo, quindi andando in cottura andrà a gonfiarsi. Ricopro il pesce con un altro pesce e vado a panarlo. In questo momento noi non abbiamo bisogno di andare a schiacciare il pesce per farlo appiccicare, ma bensì semplicemente andarlo a panare delicatamente, perché già il pesce è stato immerso nell'uovo, guardate, rimane proprio chiuso tranquillamente perché appunto c'è sia l'uovo dentro l'imbottitura, quindi dentro il ripieno, sia fuori, quindi i pesci rimarranno insieme tranquillamente. Poi potete cominciare a preparare una padella con dell'olio di semi o, se volete evitare la frittura, potrete anche infornare questi pesci e sì, saranno sì, buonissimi nello stesso modo. Quindi ripetiamo confermo. l'operazione così da potervi far vedere un'altra volta. Quindi pesce con uovo, ripieno, pesce di sopra, aspetta che lo mettiamo. Quello che vi raccomando, ed è quello che raccomando sempre anche ai miei studenti, è quello di mettere coda con coda e testa con testa, così da Certo, poter riformare il nostro pesciolino. dovresti richiamare la forma dell'uccellino, quindi la coda con coda dovrebbe richiamare il becco E dell'uccellino. certo, perché altrimenti diciamo non sarà carino. Io a volte durante i corsi di cucina, Sì, ecco qua ne abbiamo formato un altro, durante i corsi di cucina ho spesso i miei studenti con un po' distratti, un po' presi dal vino perché bevono tanto, un po' anche perché non hanno mai fatto neanche un uovo fritto, inventano. ecco, mettono la coda al contrario e poi il risultato è un bel pesce con le corna, quindi diciamo non ha proprio nulla a che vedere con la delicatezza della forma dell'uccellino. Quindi Già. adesso andiamo nuovamente a panare e poi andiamo subito a friggere. Il passaggio con Allora, cosa l'aceto mi è, dici? dicevo, un passaggio fondamentale è il far rimanere a bagno nell'aceto per almeno 20 minuti, 30 minuti il pesce, Sì, perché soprattutto quando si lavora con le sarde serve a rendere un po' più tenera la carne
infatti tu hai detto prima che era di colore bianco, quindi la parte acida dell'aceto ha agito sulle proteine andando a denaturare, e Sì. soprattutto per quanto riguarda le sarde, l'aceto fa sciogliere un po' le squame, e quindi poi non abbiamo quella sensazione brutta in bocca di trovarci le squame più grosse, perché comunque la sarda rispetto alle alici è decisamente un pesce più grosso, Certo, ma poi è quindi è anche più importante il fibroso perché ha passaggio. molte più spine all'interno, Certo. quindi diciamo è anche un po' più fastidioso. Allora, io adesso volevo mostrarvi anche le polpettine, perché questo, diciamo, secondo me è un piatto del recupero che possiamo fare con i pezzettini di alice o di sarde o anche con il pesce che già abbiamo bollito, che già abbiamo arrostito, ma che non vogliamo rimangiare nella stessa maniera e quindi nella stessa ricetta. Dopo che mettiamo le alici dentro l'uovo, possiamo metterle dentro il nostro ripieno in questo modo. Io Le scoliamo aggiungerei, dall'uovo in eccesso e le aggiungerei, sai mescoliamo in cosa? questo modo. Dimmi Vincenzo. Aggiungerei basilico, menta, e poi in frittura queste piante aromatiche rendono veramente tanto. E allora aggiungiamoli. Io non ho il basilico, ma ho del finocchietto e della menta. Aggiungi, aggiungi, vediamo cosa accade. Aggiungo. Perfetto. Io ho fatto E oggi un allora test di finocchietto aggiungiamo. selvatico. Quindi, Sì, è che poi io una volta che abito in campagna non è che parto mai certo, ma io me lo senza, procuro. senza Quindi la oggi ho fatto un menta test. del mio Certo, giardino e senza. Anzi, il stamattina guarda, ho finocchietto. raccolto anche del bellissimo alloro fresco. Il finocchietto è un'altra erba magica per noi siciliani. Il finocchietto selvatico. Soprattutto con le sarde, diciamo che è proprio la morte Mamma mia. sua. Già. E allora aggiungiamo del finocchietto e della menta come ci suggerisce Vincenzo. Il profumo è divino, non potete immaginarlo. E allora io lascio questo composto Per ultimo. abbastanza umido, perché in questo modo potete andare a formare sia le polpette da infornare, quindi se volete cuocerle al forno, o potete formare delle polpette con, aspetta Damiano che ti tolgo, con un cucchiaio potete andare a formare delle quenelle che poi saranno tutte della stessa dimensione e andarle a panare. In questo modo avrete la polpettina che sarà abbastanza asciutta con il pangrattato e potremo andarla a friggere o ad andare a cuocere in forno, come preferite. Con le polpette di pesce io vi raccomando sempre di mantenere l'impasto abbastanza morbido, questo sia nella preparazione delle polpette di alici, di gamberi o anche del neonato che è un pesce buonissimo e molto delicato. Più uova e pangrattato aggiungete, meno sapore andrete a sentire una volta che verrà cotto. Questa operazione è abbastanza semplice, potete farla ecco, anche senza sporcarvi ulteriormente le mani e poi andare a friggere le nostre polpette. Per comodità di riprese, oggi sono accompagnata da una mia amica fedele che è la friggitrice, che io adoro e che ho di tutte le dimensioni perché porto con me sempre anche durante i servizi di chef a domicilio. Se non ce l'avete potete benissimo friggere in un padellino, l'importante è che aggiungete abbondante olio in modo tale che i pesci non vanno a toccare la superficie della padella, altrimenti andranno a bruciarsi e la frittura non sarà buona e croccante come quella che invece potrete andare a fare aggiungendo molto olio. Siete d'accordo con me sul cibo Certo, fritto? certo, certo.
Mia nonna mi diceva E, sempre o friggi o inforni, una metà eh, strada non c'è. non esiste. Io addirittura consiglio la padella con i bordi alti, consumare un po' più d'olio, però affogarle nell'olio È caldo. vero. Mia nonna mi diceva sempre che il cibo fritto doveva nuotare nell'olio. Perfetto. E le E nonne hanno quindi sempre ragione. sempre. Poco- E infatti quando lo spiego ai miei amici stranieri in inglese, the food must swim in the oil, loro muoiono da ridere, perché figurati, mangiano cibo fritto dalla mattina fino alla sera senza avere Certo, nessuna cognizione di come si faccia in modo perfetto. Allora, come vedete già il pesce comincia a galleggiare sull'olio, in questo modo non avremo neanche bisogno di andarlo a rigirare. Allora, io nel frattempo volevo vedere, mentre i nostri pesci cucinano, se ci sono dei commenti. Eh, Così possiamo andare a vedere con i nostri amici. Allora, Aurora Aloisi dice ciao cugino, non mi riguarda perché intanto non sono uomo e non ho e nessuna saluta me, cugina che si saluta. chiama Aurora. Poi, Chiara, sei dita, ho deciso cosa preparerò domani. Se riesco a trovare le sarde, complimenti. Li faceva la nonna e mia Ecco, madre. Ora è il mio turno. Bravissima Chiara! Finalmente abbiamo perfetto. deciso di prendere il potere in cucina. Allora, guardate che spettacolo. Sono belle dorate, si sono gonfiate, perché appunto, come vi Perfetto. dicevo, all'interno del nostro pesce c'è l'uovo che quindi va a gonfiarsi e andrà a creare questo bellissimo effetto. E qui le Ma codine dei infatti, pesci sono belle e questo qua è il croccanti e a beccuccio. punta. Le codine Perché le codine dei pesci vanno a richiamare il becco dell'uccellino ripieno. Ecco perché devono gonfiare e perché ci devono essere le code ben sistemate, come tu hai detto prima. Sì. E allora, continuiamo a leggere. Aceto rosso o bianco ci chiede Enzo Morici. L'aceto, diciamo che nel pesce sarebbe consigliabile quello bianco, perché quello rosso potrebbe avere un sapore troppo forte e quindi andare a coprire un po' il sapore del pesce. Però ripeto, io sto utilizzando le alici e non le sarde, quindi anche se tu avessi in casa quello rosso, con le Ma sarde andrebbe potrebbe bene. andare bene. Tu hai mai utilizzato l'aceto rosso per fare il pesce? Sì, 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 ma con le sarde, Con le come hai sarde, detto tu infatti, perché con benissimo. le Sì, alici. Allora, io volevo mostrarvi questa polpettina. buonissimo. È Buonissima e fa un ingiusta questa odore cosa. che è abbastanza invitante, quindi penso che sia anche un modo carino da poter proporre il pesce e soprattutto ai bambini. Io ho due figli, spesso per fargli mangiare il pesce o legumi li faccio a forma di polpette, perché i bambini quando vedono le polpette impazziscono e quindi li mangiano più volentieri. Quindi quella polpetta è quella che abbiamo fatto con i resti della Con i lavorazione. resti delle alici, sì. Allora, io Quindi alla adesso li fine sto mettendo qui nel piatto, così ve li faccio vedere, e poi vado anche ad aprire un pesce e una polpetta per farvi vedere la cottura dentro e ok. l'effetto. Ti devo dire che durante la cottura il suggerimento della mente e del finocchietto sta dando i suoi frutti, perché c'è un profumo che, nonostante si tratti di pesce fritto, c'è un profumo veramente invitante. E quindi aiuta perché friggere a casa poi diventa un dramma. È vero, però sai, Quindi, se io friggo sempre a casa, ma se si frigge in una padella con abbondante olio, certo, l'effetto non è quello di friggere in poco olio, perché altrimenti poi si brucia tutto e oltre il le fumo dell'olio temperature, ci sarà anche quello del bruciato, quindi non già, è il massimo. Allora, guardiamo qui, anche queste sono molto dorate, sono anche abbastanza belle
come polpette, quindi le andiamo a scolare in carta assorbente, anche se vedete che c'è pochissimo olio da Perché la assorbire, temperatura... perché la polpetta è asciuttissima, essendo stata fritta in totale immersione. Allora, io adesso ho preparato qui il piatto in cui esporre i miei pescetti, per poterveli fare vedere. Li metto così vedete tutto il completo. Guarda, la vostra chef personale, il piatto appena realizzato, però volevo farvi vedere proprio l'effetto del pesce all'interno. Quindi adesso Devi dire vi la verità, creo... vorresti assaggiare più che vedere. Vorresti assaggiare? E beh, magari appena riusciamo facciamo un appuntamento a quattro mani. Va bene, E ci sto. allora, adesso andiamo a tagliare i nostri pesci e le nostre polpette. E allora, questa è la polpettina che all'interno è rimasta umida e abbastanza morbida, e questo è il nostro pesce. Come vedete, si vede perfettamente il Il ripieno, condimento. ben distinto, sì. Il pesce è chiaro, e quindi c'è questo contrasto tra il crunch della codina, che non so se sentite, e la morbidezza del ripieno all'interno. Mm-hmm. Allora, io, Vincenzo, ti devo ringraziare per essere stato con me a farmi compagnia durante la realizzazione di questa ricetta, anche perché, come ti dicevo ieri per telefono, non è semplice cucinare, parlare, fare un monologo. Cioè, io sono una chiacchierona, però se non ho nessuno con cui parlare, sono un attimo più timida. Davanti a una telecamera è più difficile. È più difficile, sono abituata a fare le videoricette, ma quando so che poi ci sono tante persone ad ascoltarmi, mi intimidisco. Invece sei stato il mio cavaliere catanese, io ti ringrazio per questo. Grazie a te. Spero di averti nuovamente ospite nella mia trasmissione Compro Siciliano Chef. Se vorrai anche tu propormi una ricetta da fare insieme, magari la facciamo a quattro mani, ma indifferita, quindi tu a casa tua e io a casa mia, però ci divertiremo lo stesso a cucinare, perché cucinare è veramente un divertimento. Io ti ringrazio e ti saluto. Ti auguro un buon weekend, e come sempre tu devi salutare nel classico modo che sai. Io compro siciliano. Bravissimo, e io cucino siciliano. Ci vediamo presto, ciao Vincenzo, certo. Grazie ancora. Ciao, 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 ciao. 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 E allora, cari amici, la mia ricetta l'ho realizzata. Chiedo a Damiano di fare un primo piano su questi bei pescetti. Sia io che lui già abbiamo l'acquolina in bocca, perché il profumo di questi pesci fritti è meraviglioso. Però chi mi conosce sa benissimo che io sono una golosona. Sì, è il mio peccato, però per essere bella, rotonda, con le mie belle circonferenze, devo pur mangiare, non è che posso stare così a dieta. E allora ho invitato altri due amici per due motivi diversi. Ho invitato la pasticceria Artale con Alessio, Anita e Andrea, ma saluto anche il signor Artale e la signora Angela, perché questo è un anno particolare. Loro compiono 40 anni di attività. Con Anita, Alessio e Andrea ci conosciamo da bambini, siamo stati nella stessa scuola, e quindi è veramente per me emozionante presentare, fargli gli auguri per questo loro anniversario così importante, e quindi vorrei invitarli, se fosse possibile, a realizzare un dolce per noi. Vediamo cosa ci prepareranno per festeggiare il loro 40° anniversario, e da abbinare anche alla mia ricetta di oggi,
di sarde beccafico alla catanese. Non so se sono già online, forse ancora no. Poi l'altra mia amica che ho voluto invitare è Carmela Pupillo. Carmela Pupillo è una delle produttrici del Moscato di Siracusa ad hoc. Lei ha una cantina bellissima perché proprio si trova dove c'è l'origine del Moscato di Siracusa, dove c'è la struttura della torre federiciana. Poi mi dicono che forse ci sono gli Artale online. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Benvenuti e tantissimi auguri, 209.000 auguri dagli amici di Ocompro Siciliano per i 40 anni di attività della pasticceria Artale. Grazie Ale, vi volevamo ringraziare innanzitutto per l'opportunità e per l'invito che ci avete dato. Siamo davvero contenti di partecipare a questa nuova iniziativa e per abbinare un dolce, proporvi un dolce tipico insomma della nostra pasticceria, uno dei nostri grandi cavalli di battaglia, abbinato anche al buonissimo pesce che hai cucinato tu, che veramente ci hai fatto venire l'acquolina in bocca. Noi vi proponiamo quest'oggi una versione della nostra torta al limone che possiamo che buona! Che buona Anita, immagino che sia buonissimo anche perché ho avuto la fortuna di assaggiarla tante volte. Così. Forse ci sono dei problemi riguardo il video. Più vicini. Ok. Perfetto. Come stavo dicendo, questa l'abbiamo preparata insomma per darvi l'idea di che cosa stavamo parlando. Questa bellissima torta al limone viene preparata ovviamente in vari passaggi che adesso vi illustreremo. Qui con l'aiuto di mio fratello, che è uno dei due pasticceri, l'altro è mio fratello Andrea che oggi adibito a cameraman, infatti è lui che sta facendo. Stiamo facendo un po' tutti la stessa cosa. Sì, infatti. Per il momento abbiamo preparato una bella teglia di pan di Spagna fatta rigorosamente con ingredienti genuini e naturali, uova, zucchero e farina setacciata, cotto per 180 a 180 gradi per 20 minuti. La cottura del pan di Spagna al metodo antico la potete controllare inserendo uno stuzzicadenti bello largo. Se esce sporco vuol dire che ancora non è cotto, se invece esce bello pulito vuol dire che la cottura è ultimata. Dopodiché, avendo fatto... Anita, io ti fermo un attimo. Volevo chiedervi poi di condividere con me la ricetta del pan di Spagna perché tutte in casa abbiamo difficoltà a realizzare un pan di Spagna perfetto come quello delle pasticcerie. Quindi poi la preghiera, penso che sto parlando a nome di tutti, è quello proprio di condividere con noi la ricetta del vostro pan di Spagna. Faremo insieme, se vuoi ti invitiamo ufficialmente a preparare del pan di Spagna qui nel nostro laboratorio in modo da poter mostrare in modo esatto, perché tanto ciò che cambia è la cottura, il forno, se è un forno ventilato, molto spesso insomma nelle cucine delle case ormai ci sono dei forni che sono niente di meno rispetto a quelli professionali, dei forni insomma che sono meravigliosi. Quindi ti invitiamo ufficialmente alla preparazione di un buonissimo pan di Spagna. Quando verrai e vorrai venirci a trovare lo faremo insieme. L'importante è che mi fai trovare una brioche con l'uvetta passa, quella che mi piace tanto, così nel frattempo, mentre voi mi mostrate questa operazione, io posso mangiare una brioche o anche una buona granita. Va bene, ci darai da giudice, comunque ci darai anche tu un tuo giudizio. Dicevo, dopo aver affettato a listarelle il pan di Spagna, iniziamo a foderare la teglia, le prime parti in orizzontale e tutto il bordo per ricoprire interamente ciò che è la teglia, come se fosse proprio una cassata, lo stesso procedimento. Inseriamo la crema al limone che noi abbiamo preparato, insomma l'abbiamo già pronta, con 1 litro di latte fresco, 300 grammi di zucchero,
150 grammi di amido di mais, un pizzico di vaniglia in polvere, proprio pochissimo, e 2 tuorli d'uovo. Per aromatizzarla al limone abbiamo utilizzato la scorza grattugiata di 2 limoni non trattati. La differenza fra una crema normale e una crema chantilly come questa che state vedendo è solamente l'aggiunta della panna fresca. Questo perché? Perché rende la densità della crema meno corposa, un po' più soffice, un po' più delicata al palato. La scorza del limone aiuta ad intensificare il profumo, infatti insomma da qui già si sente che comunque è abbondante il profumo del limone, ma aiuta comunque ad intensificare un pochettino di più. Anita, diciamo pure che noi qui a Siracusa siamo fortunatissimi perché abbiamo il limone femminello come quello che io ho adesso, che ha veramente un profumo già nella scorza buonissimo, ma anche un succo molto abbondante, molto dolce e profumato. Perfetto, il femminello di Siracusa è un grande vanto per la provincia di Siracusa perché è uno dei limoni che purtroppo per tanto tempo è stato dimenticato e che fa piacere a chiunque, ad ogni siracusano trovare nei banchi del mercato e al supermercato, devo dire la verità. Dopo aver fatto il primo strato continuiamo insomma con il secondo strato di farcitura inserendo gli ultimi ritagli del pan di Spagna. Questa volta non serve più fare il bordo ma serve solamente a ricoprire il primo strato e dividerlo diciamo dal secondo e anche a dargli la consistenza, la torta non si... esatto, così la torta non si sfalda. Dopodiché andiamo a bagnarlo con un infuso che abbiamo preparato fatto di acqua, zucchero, limoni spremuti e un pizzico di alcol puro. Su questo punto vorrei aggiungere che comunque la lavorazione della nostra pasticceria si adatta un po' alle richieste dei clienti. Molto spesso ci chiedono fateci una torta senza liquore, preparateci una torta per bambini che sia solo di bagna fatta di acqua e zucchero. Noi su questo diciamo siamo molto propensi ad accontentare sempre i clienti e quindi questa è una versione bagnata. Anita, diciamo che non per questo, insomma, non è per caso che siete lì da 40 anni, perché vogliamo ricordare che voi siete la giovane generazione, ma tuo papà ha aperto la pasticceria 40 anni fa e appunto per la sua gentilezza, per la sua cordialità e anche la voglia di venire incontro ai gusti della clientela, adatta sempre le ricette alle richieste di ognuno di noi. Infatti questo diciamo che è il punto cardine sul quale si basa la nostra attività, insomma, accontentare il cliente, cercare di farlo andare sempre quanto più contento possibile. Sforo un attimo, visto che l'hai preso in considerazione, per farvi fare un saluto da mio padre che è qui, ma anche se è molto timido, vi voleva salutare un attimino. Signora Artale, io la penso sempre, le voglio bene e le auguro di rimettersi in forma il prima possibile perché diciamo che sì, Anita, Andrea D'Alessio sono fantastici, ma vedere lei dietro il bancone sempre sorridente, accogliente è sempre meraviglioso, quindi auguri per tutto veramente di cuore, anche da penso che tutti quanti nel gruppo di Io Compro Siciliano si uniscono a questo meraviglioso anniversario. Vi guarda ed fa parte anche del nostro pubblico. Io purtroppo per vedere le immagini devo girare lo sguardo verso il mio tablet, per questo ogni tanto mi distraggo. Comunque un grande bacio. Allora, Anita e Alessio stanno completando nel frattempo la torta, quella meravigliosa che già abbiamo visto terminata sul loro tavolo, ricoprendo quindi con un altro strato di pan di Spagna e un altro strato di crema, credo, vero? Allora, esattamente sì, questa è la fase finale, l'ultima parte del pan di Spagna che serve per completare e chiudere quindi ciò che è la torta, dopodiché verrà messa sotto pressa per almeno 2 ore. Noi per facilitare certo l'operazione la gireremo un po' prima e quindi solo sperando che non si sfaldi, ma comunque la maestria per fare capire un po' meno come viene sformata una torta dopo che è stata sottopressa per almeno 2 ore. Noi consigliamo sempre di lasciarla riposare 2 ore anche perché
le torte più stanno nel frigorifero e più si mantengono compatte. Sai Anita, questa è un'operazione che state facendo vedere, importantissima, perché a volte io questo segreto di fare la torta in questo modo l'ho appreso da mia suocera, ma prima guarnivo le torte un po' come tutti, tagliando il pan di Spagna a fette e poi mettendoci la crema, solo che poi mettendo uno sull'altro i dischi non venivano bene. Quindi adesso state rigirando la torta. Questa l'abbiamo girata adesso. Adesso così è completa, deve essere solo decorata e guarnita, quindi la parte finale. Per essere decorata noi utilizzeremo ancora una volta prima la bagna da pasticceria, così si ammorbidisce anche il pan di Spagna. Utilizzeremo ancora una volta la crema per ricoprire la cassata e dopo guarniremo i bordi con il pistacchio di Sicilia, che ti faccio vedere. Guarda Anita, è una delizia e questa era l'operazione fondamentale che io volevo vedere da voi. Io vi prego di mostrare la torta già pronta perché il tempo stringe. Volevo dare spazio anche a Carmela Pupillo, che è una nostra cara amica, per poterci descrivere il suo vino che voleva abbinare al vostro dolce. Quindi chiedo alla regia di fare entrare, se possibile, anche Carmela. Buonasera, ciao Alessia, buonasera ciao signorina. Carmela, benvenuta. Come vedi qui è una festa tra amici oggi, siamo tutti giovani che ci conosciamo da una vita. Sì, guarda, mi accodo agli auguri per i 40 anni della pasticceria Arcale, che conosco molto bene e loro fanno parte davvero della tradizione più bella e più autentica della nostra città, anche per il luogo dove diciamo la loro pasticceria si trova, perché a Via Landolina, accanto diciamo a Piazza Duomo, io ho sempre un ricordo, anche se poi infantile, di un altro loro dolce che è la cucina. Il giorno di Santa Lucia, la tradizione anche della nostra famiglia è quella di prendere la cuccia alla pasticceria. Quindi davvero tanti auguri e 100 ancora anni di attività. Carmela, io ti ringrazio e anche perché proprio sentire dire da te che loro si trovano in un luogo magico, quando vediamo alle spalle il tuo meraviglioso, la tua meravigliosa cantina, è veramente bellissimo, anche perché fa capire la connessione che c'è fra di noi e la connessione che c'è con le aziende che sono le eccellenze della nostra terra. Suggeriscici un vino adatto da utilizzare con questo dolce. Secondo te cosa possiamo abbinare? Guarda, ho proprio pensato, prima avevo preso il passito perché non sapendo bene qual era la torta che avrebbero fatto i signori Arcale, ho detto ma sarà una cassata, quindi avevo preso il moscato di Siracusa nella versione passita. Poi ho cambiato invece all'ultimo momento, vedendo che facevano la torta al limone, ho preso una versione della DOC Siracusa demi-sec. Tra l'altro un altro dei pregi della pasticceria Arcale è proprio quella di non fare dei dolci troppo dolci che sono alla fine stucchevoli. Quindi questa torta al limone io la abbinerei con un moscato di insecto, un 30 grammi di residuo zucchero della vigna più antica che sorge qui a Targa, la vigna del Mulino da cui viene prodotto questo vino che si chiama Foglio, in tutta diciamo, la storia dell'enologia e della viticoltura viene, soprattutto siracusana, ecco, per chi conosce un po' Siracusa, viene ricordato appunto a fine 1700 Saverio Landolina Nava come il re che portò le vigne di
portato in Sicilia. Quindi anche noi abbiamo voluto intitolare appunto una versione al Repoglio. È sicuramente un vino non di medio corpo, quindi, ma dalla grande struttura aromatica, come naturalmente vuole il Moscato, quindi lo vedo davvero ben abbinato alla torta al limone dei signori Artale. Perfetto, quindi oggi abbiamo creato il menù perfetto. 4 giovani imprenditori che vivono per le loro aziende, nelle loro aziende, che lavorano in famiglia e che portano avanti la storia e le tradizioni siciliane come è giusto che sia. Io vi ringrazio veramente tanto di avermi fatto compagnia oggi. Ringrazio Carmela per averci atteso per tutta la puntata e per averci deliziato con la storia del tuo vino. Spero di poterti invitare nuovamente per andare a chiacchierare più nei dettagli dei vini che tu produci insieme a tuo fratello e alla tua famiglia. Io ti ringrazio e ti saluto. Insieme possiamo rinnovare gli auguri alla famiglia Artale e alla loro pasticceria aperta da 40 anni. Signora Angela, non mi sono dimenticata di lei. Lei lo sa, il mio cuore batte per il signor Artale, però io voglio bene anche a lei. Quindi un bacione veramente a tutta la famiglia e a tutti gli amici di Io Compro Siciliano Chef. Io vi prego di chiudere la trasmissione come ormai è nelle tradizioni, avvicinatevi alla telecamera e diciamo tutti insieme lo slogan che ci sta rappresentando e che ci sta aiutando a venire fuori veramente da questa bruttissima situazione. Avvicinati Carmela che sei bellissima. Anita, avvicinati. Io compro siciliano. Grazie ragazze, ci vediamo presto, un bacione a voi e alle vostre famiglie, buon weekend. Ciao, a presto. Ciao. Amici di Io Compro Siciliano Chef, io chiudo la mia puntata, spero che vi siate divertiti come mi sono divertita io, vi invito alla prossima settimana. Vi invito anche a scrivermi se volete per suggerirmi le vostre ricette del cuore o le ricette che non vi vengono bene, che magari avete qualche passaggio da dover studiare, da poter vedere come si fa nei dettagli, come abbiamo visto oggi con questa torta buonissima al limone fatta da Anita e da Alessio Artale. La mia email è chef@iocomprosiciliano.com. Adesso condividerò con voi le ricette sia delle sardabecca fico alla catanese che della torta al limone della pasticceria Artale, con il suggerimento anche del moscato doc di Siracusa. Ringrazio ancora Vincenzo Torrisi, seguite anche la sua pagina Ricette Siciliane, in cui trovate le sue ricette fatte in casa con le verdure del suo orto. Vi ringrazio e se volete sarò da voi se mi inviterete a realizzare le ricette della vostra zona, della vostra città. Grazie, a presto, ci vediamo sabato prossimo. Io compro siciliano.